Vacanze finite, l'Acragas si rituffa al lavoro perché c'è da preparare la prima gara del 2015 allo Stadio Esseneto contro il Rende, terza forza del torneo di Serie D. I biancazzurri di Feola devono subito cominciare così come hanno chiuso il 2014, vincendo e sperando quanto prima di staccare il Torrecuso, che come la squadra della città dei Templi è al primo posto. Nessun problema per il tecnico Feola che ha la rosa a disposizione, visto che anche capitano Agatino Chiavaro, che ha scontato la giornata di squalifica, tornerà disponibile. Anche Emanuele Catania torna al suo posto, per Feola quindi è arrivato il momento delle scelte. Considerato che nel giro di 7 giorni i biancazzurri affronteranno Rende e Agropoli, quest'ultima quarta forza del torneo, non è da escludere che il tecnico mischi le carte facendo tirare il fiato a qualcuno. Chi invece non sembra destinato a riposare è il centrocampista Baiocco. Questo Acragas sembra costruito appositamente per l'ex centrocampista della Juventus che all'ombra della valle sta vivendo una seconda giovinezza. A 39 anni suonati Baiocco è il leader incontrastato dell'Acragas e del suo centrocampo. È lui a dettare i tempi, lui a servire assist al bacio, lui a proteggere la difesa. Con Trofo in mezzo al campo sembra che la squadra abbia trovato i giusti equilibri. Contro il Rende però mancherà il terzino destro De Rossi, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Feola si ritrova un tantino in difficoltà perché non è ancora arrivato l'under esterno che ha chiesto. Non è da escludere che prima del match contro i calabresi arrivi. D'altronde l'Acragas attende la riapertura della finestra invernale del mercato dei professionisti. Infatti l'esterno che arriverà è di proprietà di una società di categoria maggiore. L'elemento è stato già individuato da tempo e sarà messo nero su bianco immediatamente. Comunque le alternative per il tecnico napoletano non mancano. Dal calcio alla pallacanestro. Torna in campo domani la 2 Gold e quindi la Fortitudo. Nel basket non c'è stata una vera e propria pausa. Il roster del coach Franco Ciani ha trascorso le festività sul parquet del Palamoncada per prepararsi alla prossima sfida. La squadra è già partita alla volta di Mantova, dove affronterà con inizio fissato per le 18 i locali della Dinamica, una squadra al momento al 7° posto in classifica. Una partita molto attesa che mette in gioco 2 punti importanti. Dopo le 2 sconfitte consecutive rimediate contro Brescia e Ferentino, quest'ultima in casa, per i biancazzurri c'è la necessità di vincere per tornare a rifiatare. La classifica è molto corta, il rischio di essere risucchiati sempre più in basso. Ecco perché occorre reagire. Vincere a Mantova potrebbe rappresentare un piccolo tesoro per il futuro. Ricordiamo che saranno 2 i club che retrocederanno al termine della regular season. A dire il vero c'è da chiarire ancora la posizione del Forlì che ormai è spacciato. La Lega deve decidere se dopo il caso dei Romagnoli sarà soltanto una squadra a retrocedere oppure sempre 2. Di questo però ne sapremo di più nei prossimi giorni.